Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi parliamo di nuovo di Garlasco perché non si può non parlare di questo che sembra, diciamo, essere tornato un giallo. Ne parliamo con uno scienziato e ho voluto appositamente proprio parlarne con uno scienziato perché credo che bisogna fare il punto, cioè bisogna mettere un po' un punto fermo su dei dati certi, se ce ne sono, appunto. Ed è il dottor Pasquale Bacco, che è un medico legale che voi già avete conosciuto perché abbiamo parlato con lui quando abbiamo affrontato il giallo di Jessica Disertore e di Patrizia Nettis. Benvenuto, dottore. Grazie dell'invito. Anzi, bentornato. Allora, poi più tardi ci raggiungerà il nostro figlio Gabriele Moroni, giornalista storico, Laura, insomma, ha scusami se ti inviato... interrompo. Gabriele Moroni Sì. è già in linea. È già in linea, Gabriele. Buongiorno, Eccomi, bentornato. Laura. No, Buon tutte le pomeriggio volte a che te, parlo di Garlasco non posso non chiamarti. professore. Buon Sì. pomeriggio a chi ci ascolta e scuse anticipate se non potrò trattenermi con voi fino alla fine della trasmissione. Comunque Allora, sempre facciamo molto piacere così. di esserci. Facciamo così, siccome il professore può stare un po' di più con noi e Gabriele ci deve lasciare prima, facciamo un attimo un sunto degli ultimi, delle ultime novità, insomma, che Gabriele ovviamente come sempre sta seguendo di persona personalmente, come diceva Montalbano. Allora, Gabriele, quali sono, parliamo di notizie certe e accreditate, quindi raccontiamo un po' innanzitutto cosa è accaduto ieri davanti alla Procura di Pavia, nella Procura di Pavia e nella caserma dei Carabinieri di Mestre e poi vi leggerò un piccolo pezzettino del comunicato che oggi la Procura di Pavia ha diramato. Prego Gabriele, ricordaci tu. Ecco, allora, il mio primo caporedattore mi diceva il giornalismo è sintesi, ci provo, non garantisco l'esito. Ieri doveva essere il giorno di una triangolazione, cioè 3 testimonianze in contemporanea. Sì. Andrea Sempio, Alberto Stasi, in procura Pavia, e Marco Poggi, fratello della vittima di Chiara Poggi, a Mestre, alla procura veneziana. E questa triangolazione ha perso un vertice, questo triangolo ha perso un vertice perché Andrea Sempio non si è presentato, i suoi legali hanno eccepito una lacuna formale, ecco, nell'invito alla convocazione, non si è presentato. Ma quale fosse il motivo dell'incontro, soprattutto con Sempio, lo si è saputo poco dopo, ossia il fatto che è stata trovata sulla parete di destra della scala, dove in fondo alla quale giaceva il corpo della povera Chiara, è stata trovata una impronta palmare che una consulenza firmata dall'esperto del RIS, Giampaolo Giuliano, dal filoscopista forense Nicola Capriolo, incaricati dalla Procura di Pavia, ha attribuito a Andrea Sempio 15 minuzie, poi il professore magari ci spiegherà bene sì, dopo magari leggerò proprio il documento, infatti, sì. Sovrapponibili alla impronta palmare di Andrea Sempio. Quali sono le domande? Anzitutto ricordiamo, e poi vi taccio brevemente, ricordiamo brevemente che all'epoca il RIS individuò quella impronta palmare, la classificò col numero 33 e disse praticamente che non era utilizzabile. Quindi credo che la domanda che tutti ci siamo fatti da ieri, che si accompagna anche nella giornata di oggi, è questo: alla luce
nuove tecniche, se ci sono, può essere riletta quell'impronta? E questa è la prima La domanda. risposta credo che l'avremo il 24 ottobre, quando si concluderà, presumibilmente, l'incidente probatorio, ovvero quelle analisi che verranno compiute con il contraddittorio delle parti dai periti nominati dal GIP. Solamente allora credo che avremo la risposta, a meno che non ci saranno ovviamente fughe di notizie volute o non volute dalla Procura. Vabbè, quelle le mettiamo in conto. Ecco. No, l'altra domanda, o meglio una riflessione che faccio mia, ma che credo sia condivisa da molti, è: d'accordo, ammettiamo che quelle impronte, che non era un'impronta insanguinata. No, era nisidrina. Ecco, infatti fu sottoposta al test, al Combur test, che dà un responso più generico, venne sottoposto all'OBTI test, Sì. che invece ha un riscontro più preciso, non è un'impronta insanguinata. Allora, partiamo da questo presupposto, diamo per scontato l'ipotesi che sia di Andrea Sempio. Che cosa significa? Che Andrea Sempio ha percorso quella scala, d'accordo, ma perché l'ha percorsa? La percorsa perché frequentava Casa Poggi in quanto grande amico di Marco, l'ha frequentata e un giorno ha sceso di corsa le scale che portavano alla Tevernetta, bilanciandosi fra una parete e l'altra, come quando si percorre, si discende velocemente una scala. E non dimentichiamo che è uscita, l'ha pubblicato un quotidiano oggi, che ha detto, riferendo di quanto detto da Marco Poggi, fratello di Chiara, che ha detto che a volte scendevano, lui e gli amici scendevano nella Tavernetta, dove il papà teneva i prodotti dell'orto, dove teneva probabilmente delle pezzi di lavoro. Ecco, quindi Gabriele, sappiamo che Marco e i suoi amici frequentavano soprattutto il salotto di casa, la camera di Chiara, per giocare con l'unico computer fisso ai videogame che tanto li appassionavano, ma ieri Marco avrebbe detto, come è stato pubblicato da qualcuno, che a volte si trasferivano anche nella Tavernetta, e allora questa impronta non potrebbe essere stata lasciata durante un transito casuale veloce? Certo. Allora, quello che dice Gabriele non è che noi vogliamo seminare dubbi e zizzania, ma vogliamo stare ai fatti, perché dobbiamo ricordare che qualsiasi indizio che poi diventa una prova, soprattutto scientifico, adesso vengo al professor Bacco, deve essere sostenuta in un processo, quindi deve diventare una prova forense importante. Se noi non possiamo contestualizzare una traccia, quella traccia non serve a niente, ed è per questo che insomma ci facciamo questa domanda. È una domanda, punto. Chiedo un secondo solo un'altra cosa a Gabriele, poi arrivo dal professore. Allora, Gabriele, per il resto, tutte queste altre invece indiscrezioni che non sappiamo se sono confermate, perché nessuno di noi giustamente ha una discovery della nuova indagine, anche perché è segretata e nessuno la può avere, peraltro, penso nemmeno la difesa di Stasi, credo. Invece queste indiscrezioni prima di tutto sul ritrovamento dell'arma del delitto, ma anche di quella poi parleremo col professore, ma sulle eventuali malumori delle cugine, possibili moventi anche di Sempio, personalità disturbate, perché ci sono questi foglietti che mi hanno ricordato tanto i foglietti di Stefano Binda. Cosa mi dici? È un barbaro assassino, scriveva quel signore, sì. assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Quindi esatto. Tra l'altro, visto che l'abbiamo evocato,
diciamo anche che negò assolutamente la paternità di quella frase, e i giudici gli hanno creduto pienamente. E questo va detto, è la verità storica. Ma sai, cosa si può dire in questo momento? C'è un ricorrersi anche, passami il termine Laura, un po' schizofrenico, di indiscrezioni che non sempre assurgono al ruolo di informazioni, ma io credo che una cosa concreta, se mai si verificherà, e se si trovasse, se mai si troverà fra tutti i protagonisti di questa vicenda, o quantomeno su quelli finiti sotto i riflettori in questa fase, un anello di congiunzione, una conoscenza. Non c'è. No, io non lo vedo, grado però. Di conoscenza, un grado di conoscenza. Per il resto, sì, io sento anche molti pettegolezzi, voi mi perdonerete, ma aspetto anche dei riscontri, soprattutto aspettiamo, come dicevi giustamente tu, Laura, la Discovery, per vedere insomma per tabulas cosa hanno in mano gli inquirenti, che stanno lavorando, devo dire, con un'assoluta decisione, un'assoluta determinazione. Mi fa pensare che forse non hanno in mano soltanto quello che è venuto a galla finora. Ovvio. Si deve dell'arma del delitto, credo. Lo speriamo. Allora, professor Bacco, io a lei volevo chiedere prima, sì, insomma, una conferma, insomma, di quello che ho detto prima, del fatto che una prova deve essere una prova, poi in dibattimento. Ecco, cosa pensa relativamente a questa impronta? Leggo un attimo dal comunicato della procura, che appunto spiega proprio come è andato tutto, cioè che comunque questa impronta era stata rinvenuta, valorizzata già da Irisco, la ninidrina nel 2007, però non era stato possibile allora compararla in qualche modo. Oggi viene comparata addirittura con 15 minuzie, laddove l'impronta di Stasi famosa sul dispenser aveva solo 10 minuzie. Cosa ci può dire? Ma già allora avevamo i mezzi per poterlo fare. Ci troviamo di fronte, io faccio un esempio che secondo me sintetizza benissimo che cosa è successo. Noi abbiamo un processo nel 2007, quindi, o comunque insomma poi con tutte le prosecuzioni, che ritiene credibile uno scontrino per un parcheggio. Siamo dei rumori. C'è una targa. No, io sono dove ci sono, dove ritiene credibile uno scontrino di un parcheggio senza targa e senza nulla, e non ritiene invece credibile una impronta evidente direttamente posta sul luogo del delitto. Quindi questo ci fa capire che tutto quello che è stato fatto nel 2007 è stato completamente sbagliato. Sbagliato, nel 2007 non fu proprio comparata con Sempio, cioè Sempio non fu proprio nemmeno nel 2007, gli chiesero solamente perché avesse fatto le famose 3 telefonate nei giorni precedenti al delitto, e basta. Ma appunto non viene proprio presa in considerazione, mentre viene ritenuta assolutamente credibile e fondamentale un'impronta che invece poteva essere addirittura messa in discussione. Guardi, lei sa che sono molto, molto chiaro, molto diretto, cioè noi siamo di fronte praticamente ad una condanna perfetta, cioè lui viene assolto 2 volte, cioè non abbiamo su quelle indagini nessuna prova reale, chiara, evidente, nitida che vada a condannare Alberto Stasi. Che poi Alberto Stasi abbia potuto partecipare, perché è molto probabile che in realtà ci sia stato un meccanismo di compartecipazione, va bene, però viene condannato quello che conta di meno, la persona che ha meno valore in tutto quel discorso, tra l'altro con la soddisfazione un po' di tutti, anche della stessa famiglia Poggi, stranamente, e viene condannato invece definitivamente nel famoso porto delle nebbie, cioè la Procura di Roma, dove praticamente risulta essere inappellabile. Quindi appare evidente che quella è stata una condanna non sbagliata, ma una condanna dirottata,
E di queste cose ne abbiamo viste tantissime. Vabbè, lui viene condannato, ricordiamolo, perché fu ritenuto impossibile, con milioni insomma di possibilità, che fosse entrato in quella casa alle 13:50 quando lancia l'allarme, avendo calpestato il sangue, cioè insomma era impossibile che non si potesse sporcare, siccome appunto lui era completamente intonso quando andò in caserma a dire quello che aveva visto. Tra l'altro molto strano questo, ecco, diciamocelo, perché uno insomma scopre il cadavere della fidanzata, la prima cosa che fa chiama il 118 direttamente dalla casa dove si trova, ma lui invece vabbè, lui dice di essere... Io lavoro in procura da 30 anni e ne ho visti di luoghi di omicidi efferati, ma realmente possiamo dire che ci può essere una condanna su una prova del genere? No, io sto solo ricordando. No, non sto dicendo a lei, no, sto dicendo in generale, no, mica a lei. Cioè, la condanna oltre ogni ragionevole dubbio si può mai basare su un concetto del genere? La verità è che noi avevamo, ricordiamolo, una serie di inquirenti, anche dei giudici, che sono stati pienamente soddisfatti da quella che era poi l'evoluzione. Io non ho nessuna simpatia per Stasi, assolutamente no, perché comunque tendenzialmente non credo che sia completamente innocente, però è evidente, anzi più che evidente, che qui troppe cose. Io ho fatto un esempio banale. Io da medico legale, se chiamo il magistrato e non peso il corpo di un cadavere... No, aspetti che arriviamo adesso tra un po' a quello. Aspetti, okay, adesso perfetto. le faccio proprio la domanda specifica, perché è un dubbio che mi attanaglia ed è l'unico dubbio che io ho sempre avuto su questa storia. Perché devo dire la verità che prima della riapertura di questa inchiesta, anzi prima della famosa informativa del 2020 da cui riparte tutto, io ero abbastanza tranquilla anch'io sul fatto che in galera ci fosse l'assassino di Chiara. Poi dopo ho iniziato anch'io a rivedermi un po' le carte, mi sono rimessa un po' anch'io in discussione, ma il dubbio più grande che ho è questo, e lo chiedo a lei e ho invitato lei perché ce lo spieghi. Ma come si fa a stabilire, come fa insomma un'autopsia, a stabilire l'orario della morte prima in un range tra le 10:30 e l'1, poi 11:30 e 1 e 13, poi tornare indietro tra le 9:12 e le 9:35, che è perfettamente i 23 minuti in cui Alberto Stasi non ha più l'alibi. Allora, com'è possibile scientificamente, le chiedo, quindi mi spieghi tutto l'iter che ha portato a questi cambiamenti d'orario e come è possibile? Ma è molto semplice, perché non sono stati effettuati quelli che sono i protocolli. Guardi, noi quando arriviamo sul luogo di un delitto, andare ad individuare l'orario della morte non è solamente prendere la temperatura del cadavere, perché la temperatura del cadavere va in una certa evoluzione a seconda di come è vestito, del calore o del freddo dove è disteso, della temperatura ambientale, anche se c'è una porta aperta, una finestra. Quindi tutti questi valori sono stati completamente alterati, cioè nel senso non sono stati proprio presi. Cioè io le facevo l'esempio, quando io vado e mi è capitato ieri mattina, non è che sono cose che capitano purtroppo in maniera giornaliera. Se io vado sul posto di lavoro, io ho un protocollo, non è che il medico legale, come si vuole far credere, arriva sul posto e decide cosa fare. Non è così che funziona. Ci sono tutta una serie di procedure, quindi la temperatura corporea, la temperatura dell'ambiente, la ventilazione, la rigidità, certo, anche le foto. Voi pensate, non sono state prese neanche le impronte digitali. Quindi, se io mi permetto di andare dal magistrato, chiamare il magistrato e dire che non ho pesato il corpo perché non c'era la bilancia, il magistrato, se non mi denuncia, comunque mi prende a pedate. Invece in questa struttura il corpo di Chiara viene trattato come se lì fossero arrivate delle persone che potevano decidere in maniera autonoma cosa fare e cosa non fare. Allora voi vi rendete conto che è inevitabile che se io non prendo quello che devo prendere, le temperature e tutto il resto, è inevitabile che io non avrò mai l'orario preciso di quella morte. Noi non l'avremo mai,
perché non sono state fatte delle procedure. Cioè, non è, perché questo è il discorso. Quindi anche questo ci porterebbe a pensare perché viene data un primo orario e perché viene cambiato successivamente. Cioè, quindi vi rendete, non c'è nulla di scientifico perché non è stato seguito nessun protocollo. E questo è una cosa che per noi che lo facciamo da 30 anni questo lavoro è qualcosa di inaccettabile, cioè che non riusciamo a spiegarci. È evidente che c'era la complicità di qualcuno, è evidente che c'è qualcuno che ha permesso questo, ma ve lo dice uno che sta su questi luoghi tutti i santi giorni. Cioè, scusi professore, ma lei ha letto le sentenze, diciamo, loro come l'hanno superata questa discrasia tra uno e l'altro orario? Su delle ipotesi, cioè loro fanno delle ipotesi, le leggi, ci sono delle cose che sono addirittura comiche. Guardate che io, cioè non è che sono uno che non ha paura delle querele, se ve le sto dicendo è perché è così, sono comiche, si ipotizza che, si pensa che, ma non può essere così. In un omicidio, guardi, un omicidio di una giovane ragazza, che in questo caso si chiama Chiara Poggi, ma purtroppo lei lo sa benissimo, stando in questo settore, che sono purtroppo cose molto più diffuse di quelle di cui se ne parla. Di fronte a questa situazione, con una chiara possibilità che ci sia stato comunque un atto criminale importante, collegato, noi non possiamo minimamente fare una perizia in cui diciamo si ipotizza che l'orario della morte è racchiuso tra, al massimo si dà una forchetta, lì è un continuo ipotizzare, si ipotizza, si pensa, si può presumibilmente dire che. Allora perché? Perché chiaramente non avendo prelevato nessun tipo o qualcuno soltanto di quegli elementi, noi non possiamo inevitabilmente che ipotizzare, ma noi possiamo condannare, il nostro sistema è un sistema garantista, noi possiamo condannare una persona ragionando sul si ipotizza che. Guardi che l'impronta del nuovo imputato, no? Di questa è una cosa chiara, nitida, evidente. Cioè, quella persona era lì. Adesso io non posso dire se l'ha ucciso o no, ma era lì. Perché poi lei mi dice, sentivo prima il dottore in collegamento, è possibile che lui abbia posto quella impronta, ma attenzione, una cosa è un'impronta su cui buttiamo il sangue, una cosa è un'impronta di sangue. Cioè lì, nell'impronta, così come viene descritta, almeno stamattina, perché chiaramente io non ho potuto vederla, lì non c'è un'impronta precedente che viene macchiata. Là c'è un'impronta fatta successivamente, quindi c'è contestualmente, per capirci. Era negativa al sangue, comunque non era di sangue, poteva essere un'impronta di sudore di lui che scendeva. No, scusi, non volevo dire di sangue, sì, volevo dire di liquido biologico, però voglio dire, è un'impronta reale, è un'impronta che ha una sua valenza. Noi non possiamo pensare che, diciamo, ci possano essere una serie di coincidenze, una serie di valutazioni. Poi del resto, guardi, la prova regina è questa: com'è possibile che venga data credibilità a uno scontrino e non venga data la credibilità delle impronte poste su quel, cioè, nei dintorni di un omicidio? È una cosa che non si è mai vista. Chi di voi l'ha seguita è evidente, insomma. No, ma infatti ci sono 60 impronte, adesso sono state prese impronte a tutti, perché verranno fatti quei confronti, quelle comparazioni che allora non furono fatte, non perché non furono repertate, ma perché in pratica non erano, allora furono giudicate non comparabili. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Gabriele, ti dobbiamo salutare o resti ancora dopo la pubblicità? Ma io resto ancora, poi mi permetterò di fare una piccola osservazione sul mio precedente. Poi diamo la parola a te, quindi un minuto di pubblicità e poi torniamo. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Il 22 maggio. Se vogliamo salvare il mondo dal baratro, dobbiamo trattare con lui. Vivi il capitolo finale della saga cinematografica più spettacolare di sempre. Gli ha dato una porta aerei? Mission Impossible The Final Reckoning. Devi fidarti di me, un'ultima volta. Dal 22 maggio al cinema. In concorso al Festival di Cannes. Come ti chiami? Goliarda Sapienza. Tratto dalla storia vera dell'autrice del bestseller L'arte della gioia. Io non ne posso più di questi salotti. Loro non ne possono più di me. Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie. Fuori. Un film di Mario Mortoni. Dal 22 maggio al cinema. La trama Fenice, il progetto più importante della mia vita. Dal regista visionario Wes Anderson. Jean-Jacques Corda, magnate degli armamenti e dell'aviazione. Benicio del Toro. Ti ho nominata unica erede del mio patrimonio. Perché? Se liquidano me, tu liquidi loro. La trama Fenice, dal 28 maggio al cinema. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo a voi la linea. Eccoci tornati. Allora, Gabriele Moroni, un commento a quello che diceva il professor Bacco. Ma sì, io sottoscrivo in toto quanto detto dal professor Bacco. Da parte mia aggiungerei che insomma, il compito dello scienziato è quello di dire sì, questa impronta appartiene a. Perché sia lì non è compito dello scienziato, ma è compito dell'investigatore. Giusto. L'investigatore che deve cercare di dirmi che quella impronta è lì perché casualmente quel soggetto si è trovato a passare, ad appoggiarsi, a fermarsi, oppure lì perché ha partecipato al fatto criminoso. Questo non può dirlo certamente il dattiloscopista, il genetista, il biologo forense, lo deve dire l'investigatore. Ecco, solo questo, e penso che possiamo concordare su questo. E sull'orario della morte, ai tempi... insomma, oggi abbiamo un caso che è ancora più controverso da questo punto di vista e davvero non si riesce ad arrivare a un Busillis, cioè Liliana Resinovic, dove addirittura l'orario della morte è spostato di molti giorni rispetto a quello ipotizzato inizialmente, quindi non lo so, davvero il peccato originale l'avete già ricordato, l'abbiamo ricordato tante volte, fu quello di non pesare il corpo della povera Chiara Poggi, come se anziché a Vigevano si fosse stati nella foresta amazzonica e fosse impossibile trovare una pesa. Dopo 2 giorni dal funerale, la famiglia Poggi venne invitata ad aprire la cappella di famiglia del cimitero di Pieve Albignolo. Ci furono anche indagini penose, sentendo il medico, comparando, esaminando dei vestiti, dei jeans, non ricordo mai della vittima, se era dimagrita, cioè una cosa realmente penosa che sarebbe stata grottesca se tutto questo non fosse stato originato da un omicidio, e da un omicidio tanto efferato di una ragazza di 26 anni. Professore, se invece si fossero seguiti i protocolli, mettiamo il caso che quindi bisognava esaminare anche, questo penso l'abbiano fatto, il contenuto gastrico, il rigor, l'algor, e secondo lei quale sarebbe stato il risultato? Cioè si sarebbe potuto dare un risultato? Ma certamente, come ce lo dà tutti i giorni. Quello che diceva il vostro ospite, pure lui diceva grottesco, no? Io ho parlato di qualcosa di comico, perché chi come voi conosce come funzionano tutte queste procedure, sa perfettamente che i cadaveri parlano più dei vivi. Cioè noi sappiamo, la maggior parte, ormai quasi il 100% della motivazione del decesso di una persona la sappiamo direttamente dall'analisi del cadavere. Invece in questo caso noi non riusciamo praticamente ancora oggi
addirittura si ipotizza addirittura l'arma del delitto quale realmente possa essere, se c'è stato uno schiacciamento più rotondeggiante o meno, l'attizzatoio, cioè è evidente che è stata fatta un'analisi troppo superficiale per essere un errore. E questo è una cosa imperdonabile. Quello che diceva prima, l'impronta attorno ad un cadavere non può essere in nessuna maniera, trascurata. Perché quello spesso, l'impronta attorno a un cadavere è la prova regina. Cioè, quindi noi siamo di fronte chiaramente ad una condanna in qualche modo già decisa a priori, dove poi rimangono delle figure di grande potere che sono state completamente tralasciate. Cioè la famiglia K, cioè voglio dire, non è possibile che noi facciamo finta di non capire come funzioni, chi siano questi personaggi, che potere avessero, come è possibile noi... Comunque oggi mi voglio concentrare sulla scienza, non su queste cose qui, me lo permetta. Quindi rispetto a questo le volevo chiedere, lei ha avuto modo di guardare le fotografie delle ferite, eccetera, che idea si è fatto dell'arma del delitto, che ricordiamolo, per la sentenza di Cassazione che dice che non fu mai rinvenuta, sarebbe compatibile con un martello, con qualcosa, con una superficie anche un po' piatta, oltre che una parte tagliente, quindi una parte tagliente e una parte piatta. Sì, io ho visto le fotografie e certamente l'arma era sicuramente rotondeggiante e piatta, poi chiaramente aveva anche degli elementi taglienti, ma quelli, ricordiamolo, si possono sviluppare pure in base alla velocità e quindi alla violenza con cui vengono utilizzati. Sicuramente è stato un omicidio di una notevole violenza, con una decisione ad uccidere mai messa in dubbio. Quindi su questo non c'è ombra di dubbio, cioè nel senso siamo di fronte ad un omicidio in piena convinzione. Certamente non c'è una fase prima e una fase seconda in cui si va in qualche modo ad infierire sul cadavere. Quello che viene definito in medicina legale quasi l'omicidio su commissione, cioè su un'idea, l'omicidio per uccidere, si colpisce già da subito per uccidere, quindi non c'è nessun tipo di possibilità. Lei crede quindi che sulla scena ci potessero essere più di una persona? Dal punto di vista scientifico, Da un punto di vista scientifico, l'ipotesi di più di una persona potrebbe essere plausibile, perché molto spesso si dice in realtà la ragazza è stata aggredita da dietro e tutto questo, però in realtà di solito quelle che sono le dinamiche di questo tipicidio portano ad una persona, ricordiamo che Chiara non ha nessun tipo di segnale evidente morfologico di difesa. Questo è abbastanza strano, è molto strano, quindi è possibile perché perché dobbiamo sempre ricordarci che comunque uccidere non è facile, quindi una minima reazione anche a una persona colpita dal di dietro permette in ogni caso un contatto con l'assassino. Quando è che noi non troviamo il contatto dell'assassino? Quando la persona è aggredita da due unità, perché la distrazione porta a perdere quell'elemento temporale che permette il contatto con l'assassino. Quindi è probabile la figura, ripeto, da un punto di vista medico-legale, come diceva giustamente il nostro ospite, da un punto di vista criminologico e degli inquirenti è un problema loro, è molto probabile in realtà che Chiara avesse qualcuno anche di fronte e non gli ha permesso di sfruttare il tempo per un contatto di natura fisica. Questo è quello che di solito succede nelle valutazioni medico-legali quando abbiamo questo tipo di omicidio. No, ma infatti è molto interessante, per questo le facevo una domanda proprio tecnica. Gabriele, vuoi chiedere qualcosa anche tu? Dunque io, come ripeto, ho seguito con molto interesse quanto detto dal professor Bacco. È giusto e sacrosanto e doveroso che tutto quell'armamentario trovato in quella loggia venga studiato individualmente, venga comparato con le lesioni riscontrate su
Chiara Poggi. Faccio un'osservazione molto banale, voi mi scuserete, ma è che ci si vada a disfare dell'arma o delle armi del delitto dopo averle messe in un borsone, attraverso il quale sarebbe poi facile risalire al venditore, si va da dove si è conosciuti, si cerca per liberarsi di questo fardello così compromettente, una specie di pozza d'acqua, quando a pochi chilometri c'è il Ticino e c'è un casello che Agropello Cairoli ti porta alle Ligurie, al mare. Beh, permettetemi, è una cosa che mi trovo, diciamo, un po' curiosa. In bicicletta, peraltro, sarebbe andata. In bicicletta. Però posso fare una piccola sottolineatura. Guardate, questo andare sempre a sfiorare, diciamo, il rischio è una caratteristica che noi spesso ritroviamo però nei casi di omicidio, che soprattutto quando abbiamo degli elementi di natura psicopatica, cioè è una specie di sfida con se stessi. Che a volte noi dobbiamo, questa è una cosa che dopo tanti anni io ho imparato, ragionare non tanto con quella che è la nostra mente, ma con la mente di chi ha commesso il crimine. E molto spesso quello che per noi è follia, per loro invece è piacere. Noi non dobbiamo mai scordarcelo che in ogni omicidio c'è sempre una componente di grande piacere personale. Altrimenti non si potrebbe fare, non si potrebbe sviluppare tutto ciò che contorna questo, soprattutto quando viene fatto in gruppo e viene architettato, rende il tutto ancora più stimolante. E a volte vi sembrerà incredibile, ma è molto diffuso proprio questo. Infatti molto spesso gli assassini vengono ingannati da una cosa banale, fanno l'omicidio perfetto e poi dopo in realtà quello è uno sfidare la sorte, uno sfidare se stessi, ed è una componente molto molto presente in questi casi. Sì, vorrei ricordare che comunque Alessandro Impagnatiello trascinò il cadavere di Giulia per le scale esterne, perché lì il condominio ha delle scale esterne, rischiando, perché erano le 11 di sera, comunque del sabato sera d'estate avrebbe potuto incontrare chiunque, quindi c'è questa componente di rischio, effettivamente c'è spesso, no Gabriele? Sì, indubbiamente rischio, sfida. Qui vedo però anche molta confusione. Sì. Dentro e fuori. E con questo vorrei prendere commiato da te, Laura, scusandomi. Va bene. Dal professor Bacco, grazie mille. Molto apprezzato i suoi interventi. Un saluto a chi ci ha ascoltato e a presto. Ottima, grazie Gabriele, grazie mille, buon lavoro. Allora, professore, abbiamo pochi minuti, ma adesso cosa ci si può aspettare dal punto di vista più scientifico? Va bene, dal punto di vista investigativo probabilmente Sempio verrà risentito, non lo sappiamo, cosa deciderà di fare la procura, verranno comunque prese le impronte a tutti gli altri soggetti che sono appunto nell'elenco, e poi inizieranno ovviamente le operazioni peritali disposte per l'incidente probatorio, che quelle secondo me alla fine saranno fondamentali. Ma obiettivamente dopo 18 anni che cosa ci si può aspettare dal punto di vista scientifico? Ma guardi, l'idea è questa: qui c'è una procura che ha capito a un certo punto, anche se per vie traverse non ci è arrivata direttamente, che erano stati commessi dei grandissimi errori. È molto difficile, lo sappiamo, che una procura vada contro comunque delle figure importanti se non ci sono delle considerazioni alla base molto concrete. L'idea, io che lavoro con i magistrati da tanti anni, è che in realtà la procura sappia perfettamente già cosa è successo e si stanno soltanto cercando delle conferme che saranno trovate, perché guardi, quando si decide realmente poi di operare non si ferma più niente. È come quando lo Stato decide di attaccare realmente la criminalità. Nel momento in cui si decide realmente lo si fa. Quindi la procura non avrebbe messo in moto tutto questo
E pensate che comunque il tutto è stato reso pubblico solo nel momento in cui hanno dovuto inevitabilmente confrontarsi con gli imputati. Se non avesse già chiarissimo che cosa è successo, io non posso chiaramente saperlo, ma ormai sono contorni. Come quello che è successo si sa. Credetemi, la procura non avrebbe mai fatto, soprattutto considerando chi è il procuratore, che è una persona assolutamente netta, precisa, che va direttamente all'obiettivo e la sua storia ce ne parla. Quindi non avrebbe riaperto con la possibilità poi di essere insomma in qualche modo additato, come appunto si diceva, come un generatore di confusione. Del resto, guardi, c'è stata una dichiarazione ieri in cui è stato detto l'interrogatorio serviva più a Tempio che a noi. Cioè, e queste sono, quando si fanno questo tipo di affermazioni, vuol dire che insomma il quadro è molto molto chiaro. Per quanto riguarda il tempo, gli anni, oggi ne abbiamo una tecnologia che ci permette di andare ben oltre i 18 anni. Quindi non c'è nessun tipo di rischio né di errore. E capisco la difesa di Tempio che vada in qualche modo a banalizzare le prove, ma oggi sappiamo perfettamente che riusciamo ad avere prove anche di 30 anni prima e molto più precise di come le avremmo avute 30 anni fa. Quindi da questo punto di vista la certezza è quasi matematica. L'ultima domanda. Secondo lei sarebbe utile o possibile o ipotizzabile, la butto lì, è una cosa assurda, diciamo, la riesumazione della salma? Ma guardi, la riesumazione della salma in questo momento, ma anche qui le dico una cosa che molti pensano dopo 18 anni, in realtà i cadaveri, mi creda, parlano anche dopo 18 anni. L'unica cosa però che in questo momento, siccome noi abbiamo, è chiaro che sulle impronte non avremmo nessun tipo di risvolto, gli unici due casi in cui potrebbe essere utile o l'utilizzo e quindi la presenza di sostanze che inizialmente non potevano essere individuate, oppure corpi diversi rispetto a quelli che si erano ipotizzati. Ma non credo che sia necessario. Non credo che sia necessario, cioè siamo in una posizione tale per cui non credo che sia necessario. Però è molto importante chiedere agli inquirenti, a chi sta indagando oggi, non solo con forza la verità su un caso come Garlasco, perché la giustizia in questo momento se no ne uscirebbe ancora peggio, ma anche il coraggio di andare a chiarire per quale motivo non sono stati seguiti minimamente i protocolli d'azione. Perché se fossero stati seguiti i protocolli d'azione, noi comunque oggi avremmo una soluzione certamente diversa rispetto a quella che abbiamo avuto. Sì, quindi al di là del fatto che potrà essere capovolta la verità processuale, che ricordiamo restituisce un condannato in via definitiva a 16 anni e si chiama Alberto Stasi, al di là di quello ci chiediamo, qualcuno risponderà di quegli errori forse fatti per superficialità, forse fatti per comodità, forse perché era guardi, ferragosto? superficialità no, guardi, io se avessi fatto quegli errori oggi il magistrato mi avrebbe denunciato e probabilmente avrei perso la mia professione. Non sono possibili, non può essere superficialità, perché noi sappiamo cosa fare. Mi dispiace che lo ripeto di nuovo, però quando io vado su un luogo del diritto ho uno schema preciso da seguire. Se non lo seguo è perché non l'ho voluto seguire. Quindi qui la semplicità, la superficialità non esiste, esiste solamente la volontà. Va bene, con questa affermazione veramente forte, devo dire, però importante, oggi abbiamo voluto quindi confrontarci con uno scienziato perché al di là delle notizie che si rincorrono, investigative o non investigative, e dei gossip, volevamo mettere un punto sulla scienza e la scienza ha quasi sempre una risposta, io direi sempre, anzi una risposta. La ringrazio tantissimo, professor Bacco. La prossima settimana vediamo se tornare di nuovo su Garlasco, ma non credo, perché vorrei affrontare magari un caso, tornare insomma a parlare di un caso vecchio, però insomma vediamo cosa succede, stiamo ad aspettare anche questi
insomma, i risultati delle indagini più che altro adesso sull'arma o possibile arma, perché potrebbe benissimo essere stato trovato un martello che non c'entra niente con questo delitto, un attizzatoio che non c'entra niente con questo delitto, quindi è tutto da vedere, sono solo ipotesi. Grazie a tutti e niente, vi lascio alla musica di Radio Libertà. Grazie. Avete ascoltato Giallo Radio Club.